Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti del Cumendone Veneziano, siamo su Rise of Venice. Ragazzi, il Cumendone Veneziano non può non giocare a Rise of Venice. Ragazzi, non ho mai provato questo gioco, quindi è veramente la prima volta che è per me. E niente, cominciamo, proviamo, guarda qua il campanile di San Marco e godo, guarda che bello. Allora, intanto ragazzi, volevo consigliare i canali del Bode, che lo sapete, Dark Side of the Bode e Victor... che praticamente anche lui è un nostro amico veneziano che ha cominciato a fare anche lui video. Comunque ci saranno i link in descrizione. Comunque Victoria e il Bode insieme al Comendone per un trio vaneggioso veneto veneziano che è pronto a dominare il mondo, ragazzi. Ok, dopo queste stronzate andiamo su Rise of Venice. Allora, nuova partita. Ok, proviamo così. Io preferisco la modalità, che bello. Ritratto. Già, non si può cambiare il nome. Il ritratto. Questo qua. Niente, questo non si può. Ok. Anno 1455. Venezia, la città d'oro del commercio, della bellezza, della cultura e del carnevale, ma anche la città di intrighi e avidità, dove soltanto i più forti e i più abili possono ambire alle vere ricchezze. Sono tempi difficili. Le guerre tra Venezia e le altre città-stato italiane, in particolare Genova, sono terminate da pochi mesi. I veneziani, usciti vincitori, hanno costretto i loro nemici sconfitti a firmare un trattato di pace a condizioni molto dure. Ma non c'è dubbio che Genova continuerà ad essere una delle principali antagoniste per il dominio del Mediterraneo. Essa userà ogni mezzo a propria disposizione per avvantaggiarsi su Venezia. Come se non bastasse, il pericolo arriva anche da dentro le mura cittadine. Gli intrighi delle ricche e potenti famiglie nobili minacciano di distruggere la città dall'interno. A Oriente, il potente impero ottomano allunga le proprie mani sugli ultimi resti dell'impero romano. Costantinopoli, principale partner commerciale di Venezia, è sotto la minaccia di una guerra incombente. Inoltre, i pirati del Mediterraneo sono diventati sempre più intraprendenti negli ultimi tempi. Gira voce che potrebbe esserci un legame tra gli ottomani e i pirati, ma nessuno ha notizie certe al riguardo. Oggi però, nella guerra a Oriente, negli intrighi di Venezia interessano l'eroe della nostra storia. Il giovane Giacomo da Narni siede accanto al letto di morte di suo nonno Erasmo, il famoso comandante mercenario, le cui mirabolanti imprese in battaglia gli hanno fatto guadagnare il soprannome Il Leopardo. Erasmo sta per intraprendere il suo ultimo viaggio e ha mandato a chiamare suo nipote. Con un filo di voce, il vecchio racconta la storia della sua vita e parla del suo sogno. Quando era un giovane soldato, aveva accompagnato le navi dei mercanti e visitato città lontane dove abbondavano la seta e le spezie, merci che con un po' di fortuna e le giuste capacità commerciali avrebbero potuto fruttare enormi guadagni vendendole a Venezia. Con il passare degli anni Erasmo vide con i propri occhi la fama e le ricchezze che la professione di mercante poteva offrire. I più abili riuscirono ad accumulare ricchezze e ad ottenere una notevole reputazione in pochissimo tempo. Erasmo si ricordava dei villaggi fondati dai mercanti che crebbero fino a diventare splendide città. Aveva sempre desiderato abbandonare la dura vita del mercenario e diventare un commerciante rispettabile di successo. Il suo ultimo desiderio era che suo nipote Giacomo rinunciasse alla carriera di mercenario per seguire quella di mercante e dare alla propria famiglia quel lustro che egli aveva sempre desiderato. Giacomo, che stravedeva per suo nonno, accetta senza indugiare, pur non avendo la benché minima idea di cosa lo stesse aspettando. Suo nonno però lo mette in guardia. Alcune famiglie sono corrotte e pensano solo ai propri interessi. I loro elementi peggiori sono come serpi che diffondono l'odio e la paura in tutta Venezia con i loro intrighi. Accecati dalla brama di potere, sono disposti a sabotare e a uccidere chi osa ostacolarli pur di raggiungere i loro scopi.
Mentre Erasmo chiude gli occhi per l'ultima volta, Giacomo si congeda da lui con il cuore gonfio di tristezza. Eppure il suo ultimo desiderio è riuscito a motivarlo a diventare un ricco mercante, come quelli di cui aveva parlato suo nonno. Ricchezze, una buona posizione sociale, un titolo nobiliare, un palazzo sfarzoso, il matrimonio con un membro di una famiglia prestigiosa e magari persino un posto nel Consiglio dei 10. Tutti obiettivi certamente degni di qualche rischio. Wow, ragazzi, fioi. Che introduzione, ragazzi. Comunque, Rise of Venice, c'è questo gioco, ragazzi, Venezia, il comendone veneziano non può fallire. Desiderio di tua nonna era che tu diventassi un Ok. mercante per portare prestigio e ricchezze alla nostra famiglia. Farò del mio meglio per sostenerti. Per prima cosa, dovresti prendere confidenza con i principi di base. Sì. Tu prendi un'antica famiglia di mercenari dei Danarni, che è vissuto a lungo a Venezia, ma come parte del popolo, prima di morire tuo nonno espresso il desiderio di diventarsi un mercante. Vabbè, prendi conferenza con i comandi base, poi salpa con la tua flotta alla volta di Zera. Ok. Allora, flotta ormeggiata, c'è sta stronza qua. Flotta di mare non ce l'ho. 2 dicembre. Missione info, giornale di bordo, registro. Bene. Che figata, ragazzi. Allora, carico, navi di scorta, capitano, rotta commerciale. Ok, sembra un po' Patrician. Devo andare a Zara, mi ha detto. Parapapa, parapapapapapa. Ok. Siamo arrivati a Zara. Bene, adesso sai come inviare. Beh, È ora del tuo primo scambio commerciale. un prezzo La mercato città locale. di Zara è famosa per le sue botteghe. Acquista delle merci e portale a Venezia. Dovresti riuscire a spuntare un buon prezzo al Ah, mercato. ok. Acquista C'è nel delle mercato merci di Zara, questa 40 di ceramica. Non essendo un prodotto del posto, lì potrai rivenderle e ricavare un profitto senza troppi problemi. Vabbè, questo è come Patricia praticamente. Allora, Vieni dentro a pregare. ma stai zitto, frociazzo obeso. No, allora. Un attimo. Allora, la cera. Ceramica 40, ha detto sto stronzo. Allora. Cerchiamo di capire un attimo perché da un bel po' che non gioco a sti giochi tipo Patrician. Allora. Ok. Aspetta un attimo, sto cercando di capire, ragazzi, scusate. Ci sono tanti lavoratori disponibili in questa città. Allora, no. Elenco merci. Ho fatto? Aspetta un attimo, scambia. Non capisco se le ho prese, allora ragionamos. Le ho prese? Carico? Sì, ok, 83 ne ho prese. Vabbè, ragazzi, devo prendere la mano, scusate. Ok, qua questo aumenta la velocità, immagino. Ok, perfetto. Però prima andiamo pianino pianino. Buono. Scambia.
Ok, oh, molto bene. E ho guadagnato i soldini. Ottimo lavoro. Perfetto. Credo tu abbia ottenuto un discreto guadagno da quella vendita. Come forse avrai notato, non puoi commerciare tutti i prodotti. Chiaro, perché non ho il grado adatto. Motivamente il tuo grado Una nuova deve fregata ti adeguarsi. attende nel porto di Venezia. Ogni volta che sali di Ok. livello, verranno aggiunte nuove licenze commerciali. Avremo Aggiungi la nave alla tua flotta. Allora, aspetta un attimo. Allora, capitano di porto nel faro. Ok, ok. Perfetto. puoi Buono. ampliare la flotta come preferisci, aggiungendo nuove imbarcazioni. Ma per il momento ho un'altra missione da assegnarti. Ho appena saputo che il cibo scarseggia. Allora, devo acquistare 100 di grano e Potresti frutta sfruttare questa ad Atene e occasione per Durazzo. Devo scegliere io ma spendere poco. dai commerci. Rivendi la Ragusa, ma solo se il prezzo è molto superiore a quello che l'hai Con la acquistata. popolazione locale contribuirai ad aumentarne la prosperità. Ok, allora finiamo Atene e Durazzo. Allora, andiamo prima alla Durazzo. Vai. Devo acquistare grano e frutta. Questo gioco sono giochi che amo molto, io sono giochi bellissimi secondo me. Dove devi veramente, come si dice, usare bene la testa perché non è facile. Poi comunque la grafica è bellissima, nel senso è molto particolare, stilizzata, ma mi piace. Ah, ok, questo è il grado. Ok. Allora. Atene sarà di qua, chiaramente. Ok, proprio come Patricia, è incredibile. Allora. Allora, scambia. Frutta. Ora costa 60 e ne hanno 155. Abbiamo detto 100 e grano. E il granus 179 ne hanno e 66 costa a pezzo. Allora, facciamo così. La frutta. Vedi che va giù, vedi che va sempre più su il costo. Ne prendiamo, facciamo 60. Ok, ne prendiamo 60 di questo, della frutta. Vabbè, grano, possiamo prendere tutto, tanto non mi costa un cazzo. E niente, non posso, vabbè, I tuoi 104. sforzi per prendere confidenza con la vita di un mercante non sono passati inosservati, purtroppo. Pare che alcune famiglie del Consiglio di Venezia si facciano beffe di noi. Ma stai zitto. Per fortuna non tutti i membri del Consiglio la pensano allo stesso modo. Ok, guarda quanto commercio. Adesso devo andare ad Atene, poi devo venderle a Ragusa. Guarda tutte le città qua, molto bene. Sto gioco mi piace, ragazzi. Praticamente non ho preso tutta la frutta, non l'ho presa là perché cominciava a costarmi troppo a pezzo. Allora adesso vediamo ad Atene se è tutto vantaggioso. Questo gioco si basa molto sul commercio, quindi devi sempre cercare di acquistare a poco e vendere a tanto. Ma insomma, la cosa è abbastanza chiara. Attenzione, è successo qualcosa. Ah, ho scoperto una nuova città. ...15 dicembre, ragazzi, quindi se vai a Atene, eccoci qua.
Atene, acquista licenza. Non posso? Acquista licenza. Acquista. E si gode. Ah, qua cazzo costa 100 però. Vedi, in realtà non conviene tanto. Perché la frutta costa 100. No, allora torniamo a Durazzo, che è la città di Rocco Siffredi, chiaramente. Andiamo un po' più veloci. Ok. Spero non si sia aumentato il prezzo anche qua. Buono, vai dentro. Alleata con Venezia, elenco merci. Ok, deve ancora arrivare, buono. Scambia. Qua costa ancora 60, la conviene qua a sto punto. Finiamo qua, 60, 40. A posto. Adesso andiamo a Ragusa. Andiamo un po' veloci. Perfetto. Scambia. E possiamo vendere il tutto. 1 e 2. Perfetto. Raggiungi il grado di grossista. Reputazione aumentata con Ragusa. Perfetto, ragazzi. Rifornire Ragusa ha sicuramente migliorato la tua reputazione con il Consiglio di Venezia. Ti tornerà utile. Ok ragazzi, allora adesso se volete questo gioco io ve lo posso fare tranquillamente ragazzi. Adesso chiaramente devo prendere un po' di confidenza con la campagna per poi invece fare la modalità libera che secondo me è più bella, però anche la campagna non mi sembra brutta sinceramente. Quindi ragazzi aspetto il vostro commentino se volete Rise of Venice by Comenda Venezianus. E ci sono, raga, un saluto dal Commendone Veneziano. Commenda Veneziano, Commenda Veneziano, Commenda Veneziano, lo youtubers italiano. Commenda Veneziano, Commenda Veneziano, Commenda Veneziano, lo youtubers italiano.